Buongiorno, sono Silvia Bolognini, professoressa ordinaria di diritto agrario del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine e nell'ambito del progetto di ricerca Il tempo della mela mi sono occupata del VP2, ovvero sia del VP volto ad approfondire la normativa, soprattutto di matrice europea, relativa ai cosiddetti prodotti alimentari della salute, guardando in particolare le problematiche di carattere giuridico che si pongono allorquando si decida di immettere in commercio nel mercato agroalimentare europeo un alimento funzionale. Per darvi un'idea di massima degli argomenti che hanno costituito l'oggetto della mia ricerca nell'ambito di questo progetto, utilizzerò una presentazione nella speranza che possa essere di qualche utilità. Allora, innanzitutto perché nell'ambito di un progetto intitolato Il tempo della mela si è ritenuto opportuno inserire un VP interamente dedicato alla normativa di matrice europea relativa ai prodotti alimentari della salute e agli alimenti funzionali, per una ragione molto semplice. Noi tutti sappiamo che la mela è annoverata tra gli alimenti in grado di produrre effetti benefici sulla salute dei consumatori, tant'è vero che tutti conosciamo il detto popolare "una mela al giorno leva il medico di torno". Ciò che forse non tutti sanno però è che un terzo della produzione mondiale delle mele viene destinato alla trasformazione in succhi, in bevande fermentate, derivati, pastorizzati, essiccati e congelati, e questa trasformazione alimentare genera un quantitativo di materiale di scarto, quali pucce, semi o anche semplicemente residui di polpa, piuttosto consistente. Oltre il 25% è costituito proprio da materiale di scarto. Questi materiali di scarto però, così come la mela del resto, sono molto ricchi di polifenoli e di fibra e quindi si candidano per questa ragione a essere gli ingredienti ideali per l'ottenimento di integratori alimentari e anche di alimenti funzionali. È ovvio che nel momento in cui l'impresa alimentare dovesse destinare questi materiali di scarto a questi impieghi, la qualifica giuridica di questi materiali diverrebbe quella di sottoprodotti. Ora, sia gli integratori alimentari che gli alimenti funzionali rientrano proprio nella categoria dei cosiddetti prodotti alimentari della salute, una categoria che non è giuridica, nel senso che non la rinveniamo in un provvedimento normativo, ma è una categoria formulata dalla dottrina, questa sì giuridica, per sottolineare proprio l'interesse che a un certo punto il legislatore europeo ha manifestato nei confronti di una serie di alimenti capaci proprio di avere degli effetti benefici sulla salute dei consumatori. L'interesse del legislatore nei confronti di queste tipologie di alimenti è stato determinato da diversi fattori che ora scorriamo molto velocemente, innanzitutto dall'evoluzione conosciuta dalla scienza dell'alimentazione, che ha evidenziato come taluni alimenti siano in grado di soddisfare non soltanto le necessità nutritive, ma anche di assolvere delle specifiche funzioni salutistiche, l'evoluzione stessa del concetto di salute, salute che per lungo tempo è stata intesa come assenza di malattie e che, grazie anche all'intervento dell'Organizzazione Mondiale della Salute, oggi viene intesa proprio come stato di completo benessere psicofisico, mentale e sociale, quindi non soltanto come assenza di malattia. E quindi inevitabilmente per raggiungere questo stato di benessere completo dobbiamo optare per stili di vita sani, ma anche per corrette regole alimentari. Altro fattore che ha inciso sull'interesse del legislatore europeo è la consapevolezza di ciò che sta avvenendo all'interno della compagine europea, di alcune problematiche che si pongono anche con riferimento all'alimentazione, prima fra tutto la modifica che c'è stata proprio nella composizione demografica. La popolazione europea invecchia e calano, ahimè, le nascite, ma al tempo stesso aumentano a una rapidità impressionante i casi di sovrappeso, di obesità o anche di problematiche connesse proprio all'alimentazione, problematiche di carattere ovviamente sanitario. Questo comporta dei costi sanitari di non poco conto e quindi inevitabilmente il legislatore europeo deve pensare anche a come intervenire. Infine, il fattore forse più importante che ha determinato l'interesse del legislatore riguarda l'evoluzione del mercato alimentare, perché inevitabilmente i consumatori in questo contesto mutato hanno iniziato a manifestare una maggiore attenzione nei confronti proprio dei prodotti
alimentari che possono avere un buon impatto sulla loro salute e al tempo stesso le imprese alimentari hanno iniziato a mettere sul mercato agroalimentare prodotti che si fregiano di produrre questi effetti benefici sulla salute e quindi inevitabilmente si è posto il problema di introdurre delle regole armonizzate, onde consentire che con le stesse denominazioni venissero indicate in tutti gli Stati membri prodotti con le stesse caratteristiche e dall'altro anche il problema di garantire che al consumatore vengano fornite delle informazioni e delle indicazioni veritiere, che quindi il consumatore non venga tratto sostanzialmente in inganno. Proprio per questa ragione il legislatore europeo è intervenuto in particolar modo con riferimento ad alcune tipologie legali di alimenti. Ne ho riportate 4, scorrendo ora le slide successive. Vedremo anche che tutte queste 4 tipologie legali possono essere definite tali grazie alla presenza nelle normative di matrice europea che le disciplinano di una definizione giuridica. La prima tipologia è costituita dagli alimenti destinati ai lattanti, ai bambini della prima infanzia, ai fini medici speciali, ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, la seconda dalle acque minerali naturali, la terza dagli integratori alimentari che appunto abbiamo visto essere menzionati all'inizio di questa presentazione, la quarta dagli alimenti arricchiti con vitamine e minerali. Scorrendo molto velocemente le slide, poi spero che possiate soffermarvi su queste slide successivamente, vediamo che ciascuna di questa tipologia di queste tipologie di alimenti ha beneficiato proprio di una normativa specifica e di una definizione. Oggi gli alimenti destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia, a fini medici speciali, i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono disciplinati dal regolamento 609 del 2013 che ha spazzato via un bel po' di direttive precedentemente adottate e vediamo che questo regolamento contempla proprio la definizione di tutte queste tipologie di alimenti che hanno una funzione importante perché consentono a consumatori che si trovano in determinate condizioni fisiologiche di sopperire in modo adeguato a quelle che sono le loro esigenze nutrizionali, quindi si va a compensare un bisogno peculiare. Per quanto concerne le acque minerali naturali, anche in questo caso abbiamo una direttiva, quindi è stato necessario adottare una normativa di recepimento, vediamo che da questa normativa siamo in grado di ricavare una definizione che ci fa comprendere che anche le acque minerali naturali possono avere un effetto benefico sulla salute, tant'è vero che possono essere accompagnate anche da alcune espressioni come stimola la digestione, ad esempio, che richiamano l'attenzione del consumatore su questo effetto benefico su alcune funzioni fisiologiche. Per quanto concerne gli integratori alimentari, chiedo scusa, la fonte normativa è anche in questo caso una direttiva che ci fornisce però una definizione di integratori alimentari che anche questa ci permette di comprendere che gli integratori alimentari vengono immessi in commercio con una forma specifica che è quella del predosaggio, quindi pillole, capsule, fiale, ma soprattutto serve proprio a integrare la dieta normale al fine proprio di sopperire a delle necessità nutritive e fisiologiche peculiari. E poi abbiamo gli alimenti arricchiti con vitamine e minerali. Questo regolamento, in modo particolare del 2006, il 1925, introduce anche degli elenchi specifici di vitamine e minerali con cui possono essere arricchiti gli alimenti e anche le quantità massime e ci consente di capire che anche in questo caso, ovviamente l'obiettivo che vogliamo raggiungere è proprio quello di arricchire determinati alimenti con componenti che magari sono presenti in quantità ridotte, però sempre salvaguardando la tutela della salute del consumatore, perché se esageriamo con l'arricchimento, questo può portare ovviamente anche a delle conseguenze negative. In tutte queste slide che abbiamo scorso velocemente non mi avete sentito parlare di alimenti funzionali per una ragione molto semplice, perché purtroppo al momento l'ordinamento giuridico europeo non ha una disciplina specifica sugli alimenti funzionali. Innanzitutto va chiarito che questa espressione alimenti funzionali non nasce in Europa, nasce in Giappone e nasce in Giappone in verità nell'ambito di un progetto finalizzato proprio che risale alla fine degli anni '80, finalizzato a mettere in evidenza come alcuni alimenti, magari anche con l'aggiunta di determinate componenti o con la sottrazione di altre componenti, possono avere sicuramente un impatto
positivo su determinate funzioni fisiologiche del consumatore. E in Europa non abbiamo una normativa specifica, che fa sì che non abbiamo una definizione giuridica specifica, il che complica un pochino il quadro, però è vero che l'Europa ha manifestato un po' di attenzione nei confronti di questi elementi funzionali quando questa espressione ha cominciato a essere utilizzata al di fuori del Giappone, anche in altri paesi, e si è creata un po' di confusione su che cosa dovesse essere qualificato come alimento funzionale. La Commissione europea, con il coordinamento proprio dell'International Life Science Institute, ha avviato un progetto, il progetto FUFOSE, che ci ha portato poi a beneficiare di una definizione tecnica, quindi non abbiamo una definizione giuridica, ma una tecnica sì. E questa definizione tecnica ci fa capire che l'alimento può essere considerato funzionale se si dimostra in modo soddisfacente, ovviamente sulla base di prove scientifiche, che può produrre un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell'organismo, al di là degli effetti nutritivi che apporta, quindi qui siamo di fronte a un qualcosa in più, in modo che possa derivarne un miglioramento dello stato di salute e di benessere e anche una riduzione eventualmente del rischio di malattia. L'alimento funzionale deve però rimanere un alimento, essere assunto nell'ambito di una dieta giornaliera bilanciata, non deve essere una pillola, non deve essere una capsula e quindi è in buona sostanza un alimento che serve proprio a neanche a compensare, può portare, diciamo così, un effetto benefico sulla salute andando, diciamo così, a svolgere una particolare funzione, diciamo così, fisiologica, che è proprio indipendente e va oltre a quello che è l'apporto, diciamo così, nutritivo dell'alimento. Gli alimenti funzionali quindi possono essere sia alimenti naturali, che già di per loro stessi possono produrre un effetto benefico, sia alimenti ai quali sia stato aggiunto un componente, alimenti ai quali sia stato sottratto, alimenti in cui siano state modificate le caratteristiche di uno o più componenti, oppure anche la biodisponibilità di uno o più componenti, oppure una combinazione, un insieme, diciamo così, di tutte queste combinazioni. Ora, gli alimenti funzionali possono essere destinati alla generalità dei consumatori, così come anche a gruppi specifici, pensiamo agli sportivi, devono però essere sicuri, quindi prima di essere in commercio dovrebbero sempre essere sottoposti a un controllo e a delle certificazioni ufficiali di controllo. Il consumo dovrebbe essere valutato nell'ambito di un'abituale alimentazione giornaliera e soprattutto devono essere commercializzati accompagnati da indicazioni chiare e possibilmente veritiere. Il problema più grosso è proprio quello delle informazioni, per questa ragione la Commissione europea ha avviato un altro progetto nel 2001, PassClaim, che mirava proprio a capire come poter verificare la veridicità delle indicazioni che accompagnavano non solo questi alimenti in verità, ma un po' tutti gli alimenti in generale. E mi preme anche segnalare che il problema proprio dell'informazione ha fatto sì che in Giappone si sia adottata una soluzione specifica, perché a un certo punto il Giappone ha vietato l'impiego dell'espressione alimenti funzionali, ha preferito, diciamo così, indicare una denominazione che è FOSHU, questo acronimo che trovate indicato qui, una denominazione che viene impiegata proprio dalle imprese quando l'alimento contiene delle componenti oppure esso stesso è cosiddetto funzionale, sulla base ovviamente di una lista che viene però predisposta dal Dipartimento della Salute dopo tutta una serie di accertamenti scientifici e quindi possiamo fregiarsi o meglio possono fregiarsi di questa denominazione quando viene inserito nell'alimento questo componente o l'alimento stesso è contemplato nella lista. L'Unione Europea non ha adottato una soluzione specifica con riferimento agli alimenti funzionali, il che è anche abbastanza normale perché non essendoci una categoria giuridica, una disciplina legale ad hoc, era inevitabile che intervenisse con una soluzione generale, ma ha adottato un regolamento molto importante, il 1924 del 2006, che disciplina l'impiego proprio delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, fornite ovviamente sui prodotti alimentari, quindi su tutti i prodotti alimentari, non solo sugli alimenti funzionali. Ne ho riportate alcune per consentire a chi non avesse dimestichezza con questi temi di capire di che cosa stiamo parlando. Sono quelle indicazioni volontarie, quindi che l'operatore del settore alimentare inserisce in etichetta spontaneamente e che fanno riferimento proprio alla presenza di determinate o all'assenza di determinate sostanze che possono incidere sull'apporto nutrizionale dell'alimento, anche ad un impatto positivo sulla salute, ad esempio light, senza zuccheri
aggiunti, ricco di omega 3, riduce il colesterolo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo regolamento risponde alla necessità e alla volontà del legislatore europeo di introdurre delle regole armonizzate, finalizzate proprio a chiarire quali tipologie di indicazioni si possono impiegare, come fare a verificare la veridicità di queste indicazioni e soprattutto a fissare proprio dei parametri, anche delle espressioni uguali per tutti, in modo tale che non vi sia una come dire, aumento eccessivo di indicazioni ingannevoli. Il regolamento ovviamente è molto complesso, quindi non lo possiamo analizzare nel dettaglio, cosa che è stata fatta ovviamente durante il progetto di ricerca, però ciò che è interessante è anche richiamare l'attenzione su due profili. Il primo profilo è quello che vede il regolamento impegnato a proprio garantire che questa non venga fornita al consumatore un'informazione ingannevole né diciamo e soprattutto un'informazione falsa, in modo tale che poi il consumatore, si faccia un'idea sbagliata in buona sostanza anche della dieta alimentare. Quindi bisogna soprattutto ricordare che le diete alimentari variegate, varie ed equilibrate sono l'optimum, consentono già, diciamo così, di avere a disposizione quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive, né dobbiamo sollecitare, diciamo così, un impiego eccessivo di determinate sostanze e al tempo stesso però questo regolamento richiama anche l'attenzione sull'importanza della fondatezza scientifica delle indicazioni che vengono fornite al consumatore. Tant'è vero che poi il regolamento prevede anche tutta una procedura, no, di impiego di queste indicazioni in modo tale distinguendo, c'è da dire, tra le indicazioni nutrizionali e le indicazioni sulla salute, perché nei confronti delle seconde sicuramente la normativa europea è più severa e anche un pochino più attenta, per ovvie ragioni. Alla fine del progetto, ciò che si è concluso in buona sostanza è comunque che questi alimenti funzionali rappresentano un po' un problema per il loro inquadramento giuridico, anche perché in alcuni casi possiamo avere, diciamo così, una sovrapposizione con altre discipline, cioè non possiamo escludere che un alimento funzionale possa essere ricondotto alla categoria degli alimenti arricchiti con vitamine e minerali e quindi dover essere assoggettato alla disciplina specifica, oppure anche la categoria dei novel food. Quindi mentre riusciamo a fare una distinzione molto netta tra, come dire, gli alimenti funzionali e gli alimenti che "compensano" tra virgolette delle esigenze nutrizionali specifiche, come quelle per i lattanti, per la prima infanzia o gli alimenti cosiddetti dietetici e dall'altro lato anche riusciamo a delimitare o a segnare una differenza molto netta con gli integratori alimentari che abbiamo visto che vanno a integrare la dieta, diciamo così, quotidiana e hanno anche delle forme di immissione in commercio ben specifiche, talvolta ci possiamo trovare in difficoltà perché dobbiamo identificare con precisione l'alimento funzionale e verificare che non ricada nell'ambito di applicazione di altre discipline. Ripeto, per esempio, gli alimenti arricchiti di vitamine e di minerali oppure i novel food. Dall'altro lato c'è un problema, ancora di informazione, perché tutto il contenuto del regolamento 1924 del 2006 va poi coordinato con il regolamento 1169 del 2011 che disciplina proprio la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori e in modo particolare l'articolo 7 di questo regolamento pone qualche problema di coordinamento perché, ad esempio, laddove impedisce di indicare una particolare caratteristica come propria di uno specifico alimento, quando tutti gli alimenti della stessa categoria ne sono in possesso, è chiaro che pone qualche problema, perché noi abbiamo detto che anche gli alimenti naturali possono essere degli alimenti funzionali, tant'è vero che molti alimenti funzionali sono in commercio senza essere denominati come tali, senza essere accompagnati da indicazioni nutrizionali sulla salute e questo inevitabilmente può ingenerare qualche anche, fraintendimento con i consumatori, ai quali bisognerebbe comunque veicolare, l'informazione e anche l'educazione necessaria a comprendere che una dieta varia, equilibrata, anche se, diciamo così, non dovesse contemplare, diciamo così, ehm, degli alimenti funzionali non naturali, diciamo così, per distinguerli da quelli già presenti in natura, potrebbe essere più che sufficiente. Comunque, il tema è molto bello, stimolante, molto ampio, ci sarebbero molte altre cose da dire, ma il mio tempo è scaduto e mi fermo qui nella speranza che poi l'Università degli Studi di Udine voglia continuare ad approfondire questo tema. Grazie.